Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Sangue nelle campagne del Palermitano. Salvatore Di Salvo è stato ucciso con una fucilata al petto. Il fratello della vittima è l'imprenditore indagato per la strage di Casteldaccia. Gli orrori di Altavilla Milicia a uccidere la madre dopo giorni di torture per scacciare il demonio sono stati i due figli più grandi. Il sedicenne poi è stato a sua volta seviziato e ucciso. Catania, lotta tra la vita e la morte. Hanna, la giovane irlandese investita sulla circonvallazione. Sulla sicurezza nelle strade parla il sindaco trantino. Dobbiamo prenderci tutte le nostre responsabilità. Interrogato l'hacker siciliano arrestato per aver violato la rete del Ministero della Giustizia e le mail di alcuni magistrati. Il giovane si difende: sono stato spinto dai traumi del passato. Per 15 anni io vittima di bullismo. Il 7% delle famiglie siciliane rinuncia alle cure. L'isola è maglia nera per la presenza di infermieri e medici ogni 1000 abitanti. È la disarmante fotografia fatta dalla Fondazione Gimbe, per la quale la sanità pubblica è al capolinea. Palermo, secondo giorno di acqua razionata, quartieri a secco e disagi per i cittadini. Un piano sperimentale che durerà mesi in attesa delle tanto sospirate piogge. Dopo giorni di polemiche, il film su Messina Denaro, Iddu, l'ultimo padrino, arriva al cinema. All'anteprima di Catania presenti i registi siciliani e il protagonista Elio Germano. Infine il calcio, il Catania va alla ricerca della terza vittoria consecutiva e attende l'Altamura al Massimino. Sospiro di sollievo per Lunetta, l'esterno ha solo un affaticamento. Ancora ben trovati, lo avete sentito in primo piano, andiamo nel Palermitano per un omicidio. Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Si tratta di un bracciante agricolo, Salvatore Di Salvo, di 69 anni, che è stato trovato senza vita in contrada Cambuca di Grisia a Partinico. Il fratello della vittima è l'imprenditore indagato per la strage di Casteldaccia. Marco Gulla. Ucciso con un colpo di fucile che lo ha raggiunto al petto nelle campagne in contrada Cambuca nel territorio di Partinico nel Palermitano. È morto così Salvatore Di Salvo, 69 anni, di Borgetto, trovato senza vita accanto alla sua auto. Era uscito questa mattina all'alba per lavorare in un terreno insieme al figlio. L'uomo è arrivato per prima a bordo di un fuoristrada, dopo è arrivato il figlio a bordo di un trattore. Ha cercato il padre ma non l'ha trovato in auto, lo ha trovato per terra morto non distante dalla vettura. L'uomo è fratello di Nicolò Di Salvo, titolare della Quadrifoglio Group di Partinico. L'impresa è impegnata nei lavori a Casteldaccia per spurgare le fogne dove morirono lo scorso 6 maggio 6 persone. Un delitto che al momento ha tanti punti interrogativi, anche perché, essendosi consumato in aperta campagna, non c'è il supporto delle telecamere. Pare che non ci fossero dissidi o contrasti con altri proprietari terrieri. Di Salvo ha precedenti, ma molto datati per furto. Una brava persona per me era. Io non è che lavorava con i sapeva le cose di abbiamo terreno una volta da Pratte, noi conosciamo pochissimo, ma ora passavamo contatto. Di Salvo, prima di andare in pensione, ha lavorato come autista nell'Ecoburgus di Carini, che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tasselli che gli inquirenti stanno incrociando per capire chi possa aver ucciso il 69enne. Ed è sempre più macabra la ricostruzione della strage di Altavilla Milicia, un episodio di violenza inaudita all'interno di una villetta per scacciare il demonio. La madre è stata uccisa dai figli più grandi dopo una settimana di torture. Lo ha raccontato l'unica superstite sotto processo davanti al Tribunale dei minorenni. Manlio Viola. Antonella Salamone, la prima vittima della terribile strage di Altavilla, non sarebbe stata uccisa dal marito Giovanni Barreca, ma addirittura dai suoi 2 figli maggiori. Dopo una settimana di orrore, torture e privazioni, la primogenita 17enne Miriam, attualmente sotto processo davanti al Tribunale dei minori, e il fratello 16enne Kevin, poi ucciso anche lui, l'avrebbero presa a calci mentre era legata sul pavimento della cucina della loro villetta. Per gli inquirenti sarebbero stati loro a darle il colpo di grazia nella Villa degli Orrori,
orrori dopo giorni di torture inferte dagli stessi figli, dal marito Giovanni Barreca e dalla coppia di predicatori palermitani Sabrina Fina e Massimo Carandente. Un elemento che finora non era emerso nella ricostruzione della strage di febbraio, una mattanza che avrebbe visto Kevin poi passare da torturatore a vittima a sua volta, anche lui seviziato e ucciso dopo la madre. Con loro in quei tremendi giorni è stato massacrato anche il piccolo di casa Barreca, Emanuel, di soli 4 anni. Padre, figlia primogenita e la coppia diabolica avrebbero voluto così scacciare i demoni dai corpi della donna e dei 2 ragazzini. Il piccolo Emanuel sarebbe stato ucciso subito dopo la madre e sarebbe morto per asfissia. A raccontare i giorni dell'orrore è stata proprio Miriam nella prima udienza del processo che si sta celebrando con rito abbreviato davanti al GUP del Tribunale per i minorenni Nicola Aiello. La primogenita ha raccontato che tutti insieme hanno schiacciato il piccolo Emanuel per far uscire i demoni dal petto. Per 3 ore la ragazza ha risposto alle domande della procuratrice per i minori Claudia Caramanna. Fredda e distaccata, la ragazza ha ripercorso quei 10 terribili giorni senza mai mostrare il minimo pentimento. E nonostante tutto, dopo la morte di madre e fratelli, doveva toccare a lei. Ancora cronaca, a Catania un 50enne è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. L'uomo di origini kosovare ha afferrato la compagna per i capelli, scaraventata per terra, trascinata sino alla camera da letto, dove poi l'ha colpita al volto, causandole la frattura del setto nasale. Il 50enne è stato allontanato da casa con divieto di avvicinamento alla compagna. Le indagini erano state avviate dalla polizia dopo la segnalazione dei medici dell'ospedale Garibaldi Centro appunto di Catania. Restiamo a Catania. È appesa ad un filo la vita di Hannah, la giovane irlandese che è stata investita sulla circonvallazione. La polizia municipale ha già sentito l'investitore mentre si fa sempre più aspro il tema della sicurezza stradale. Al microfono di Tonino De Mana abbiamo sentito il sindaco trentino. Dobbiamo assumerci tutte le proprie responsabilità, ha detto il primo cittadino. Sentiamo. È appesa ad un filo la vita di Anna, la giovane irlandese travolta da un'auto sul viale Andrea Dori e ricoverata in terapia intensiva all'ospedale San Marco, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per ridurre il trauma cranico riportato nel terribile impatto con la sbarta sul selciato. La polizia municipale è al lavoro per ricostruire la dinamica ed accertare le eventuali responsabilità dell'investitore, negativo all'alcol test ed uno dei primi a chiamare soccorsi. La sua testimonianza sarà fondamentale per capire cosa è realmente successo domenica pomeriggio, se si sia trattato di una distrazione, se l'incidente possa essere stato causato dalla velocità, dal sole che potrebbe aver disturbato la visibilità dell'automobilista stesso, o se la ragazza, uscita per fare jogging, abbia attraversato o meno sulle strisce pedonali e se fosse in qualche modo distratta. Intanto si continua a dibattere sulla sicurezza stradale con i social a fare da cassa di risonanza e con il sindaco trentino turbato per le sorti di Anna, che deve fronteggiare anche gli attacchi dell'opposizione. Sono pronto a pigliarmi tutti gli attacchi che vogliamo, poi però c'è il momento in cui dobbiamo comprendere quali sono le possibili soluzioni rispetto ai problemi, dobbiamo assumerci tutte le nostre responsabilità, anche l'amministrazione. Noi adesso rifletteremo su questo discorso del sovrappasso. Ciascuno di noi, io per primo, dobbiamo sempre stare attenti nel rispetto dei limiti di velocità. Mentre si discute, la povera Anna lotta per la vita in un letto d'ospedale. E sempre in questo tratto di strada, un anno fa l'incidente è costato la vita a Chiara Adorno. La Procura di Catania ha emesso un avviso di conclusione indagini nei confronti dei 2 27enni indagati per omicidio stradale per la morte appunto della studentessa universitaria di 18 anni che è stata travolta prima da uno scooter e poi da un'auto mentre attraversava appunto quel tratto della circonvallazione. Dagli accertamenti eseguiti sembra che il giovane alla guida dell'auto al momento dell'impatto fosse impegnato con il proprio cellulare. Sul caso indaga la polizia locale. E adesso torniamo a parlare di Carmelo Miano, l'hacker siciliano che è stato arrestato per aver violato la rete del Ministero della Giustizia e le mail di alcuni magistrati. Si difende, dice: sono stato spinto dalle crisi d'ansia e dai traumi del passato. Ora però il suo destino è nelle mani della giustizia. GR Italia.
Dopo l'arresto ad opera della polizia postale, Carmelo Miano, il giovane hacker gelese, ha iniziato a parlare. Ha ammesso di fronte ai giudici della Procura di Napoli di aver violato la rete del Ministero della Giustizia e persino le webmail di magistrati che indagavano su di lui. Durante l'interrogatorio di garanzia ha raccontato di aver iniziato le incursioni informatiche dopo una perquisizione del 2020. La scintilla sarebbe stata innescata anche dalle sue continue crisi d'ansia e dai traumi subiti per i quasi 15 anni di bullismo patito da quando di anni ne aveva appena 4. Traumi poi scaturiti in patologie che lo avrebbero spinto ad abbandonare la scuola per lunghi periodi in cui la sua unica via di fuga sarebbe stata il computer. Le sue prime azioni minimali sono così diventate via via più audaci fino a toccare sistemi sensibili. Tuttavia Miano ha negato di aver mai diffuso i dati sottratti, dichiarando di averli mostrati solo ad alcuni amici, come nel caso che vede coinvolto anche un agente di polizia, con cui però lo stesso hacker ammette di aver avuto contatti relativi esclusivamente alle criptovalute. E proprio il patrimonio di moneta virtuale avrebbe un ruolo importante nelle indagini. L'hacker è infatti possessore di un wallet del valore di milioni di euro di provenienza sospetta, derivati però, secondo quanto dichiarato da Miano, esclusivamente dall'aumento del valore di mercato dei bitcoin. L'avvocato del giovane, Gioacchino Genchi, ha richiesto la sostituzione del carcere con i domiciliari, mentre l'inchiesta prosegue anche su eventuali complici. Adesso il destino del giovane hacker è in mano alla giustizia. La Procura della Repubblica di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio di un 38enne originario di Palermo per violenza sessuale. L'uomo il 25 aprile del 2023 avrebbe tentato di violentare una ragazza di 28 anni mentre si trovava su un treno diretto a Bologna e proveniente da Foggia. Pochi giorni prima, con le stesse modalità, lo stesso 38enne aveva tentato un'altra violenza, però su un autobus a Bologna. E c'è anche un'ultima ora invece a proposito di violenze: 6 anni di carcere come richiesto dal PM Roberto Piscitello sono stati inflitti dal Tribunale di Marsala ad un anziano muratore processato per abusi sessuali su una bambina di 9 anni. Il fatto, denunciato ai carabinieri, sarebbe accaduto il 23 novembre del 2021. E adesso continuiamo con la cronaca, una mega truffa con tanto di finta società svizzera per prendere in gestione uno stabilimento balneare della Scogliera. 3 persone sono indagate, comprese 2 donne legate al clan Cappello, scattato il sequestro dei beni. Eva Spampinato. Dietro la gestione dello stabilimento balneare Miami Lounge Beach del lungomare di Catania c'era una finta società svizzera, ma con veri nomi e personaggi catanesi, 3, tra cui 2 donne legate al clan Cappello, che avevano messo in piedi una intricatissima truffa dall'acuto carattere finanziario. Insomma, un solido piano di business grazie al quale i 3 sarebbero riusciti ad accaparrarsi la gestione del lido per ben 2 anni. Ma dopo complesse indagini, i carabinieri del nucleo investigativo di Catania, su richiesta della procura e su ordine del tribunale, hanno sequestrato beni per 3 milioni al pregiudicato di Caltanissetta Salvatore Pistone e alle catanesi Anna Laura Comparato, 28 anni, e Giovanna Maria Salvo, 51 anni, pregiudicata. Tutti e 3 sono indagati per truffa e le 2 donne anche per falso in atto pubblico. Nella prima fase della truffa, iniziata nel 2021, Pistone si è finto legale rappresentante di una società svizzera che esiste ma è totalmente all'oscuro della vicenda e ha avviato le trattative iniziali con il titolare dello stabilimento per convincerlo a firmare. Un'offerta economicamente molto allettante e sulla carta anche sicura, visto la mole di documenti prodotti per i quali anche i carabinieri hanno dovuto scavare a fondo, analizzando migliaia di pagine, movimentazioni bancarie, conti correnti, contatti con i fornitori per capire dove fosse la truffa. Alle donne del clan Cappello invece il ruolo di occuparsi in concreto della gestione e della promozione dell'attività, che adesso è stata affidata in custodia giudiziaria all'amministratore individuato dal tribunale. Il 7% delle famiglie in Sicilia rinuncia alle cure in un anno in cui aumentano le spese per la sanità privata. L'isola è maglia nera per la presenza di infermieri e medici ogni 1000 abitanti. Questi sono soltanto alcuni aspetti di questo spietato quadro che è stato delineato dalla Fondazione Gimbe, per la quale la sanità pubblica va verso il capolinea. Roberta Lunghi.
In un anno in cui la spesa per la salute pagata di tasca propria delle famiglie italiane vede un'impennata del 10,3% nel solo 2023, il 7% delle famiglie in Sicilia ha dovuto rinunciare alle cure. Liste di attesa e costi della sanità privata scoraggiano le famiglie. La fotografia è scattata dal 7° rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale presentato a Roma. I numeri, uniti alle diseguaglianze regionali e territoriali, alla migrazione sanitaria e ai pronto soccorso affollati, dimostrano per GIMBE che la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale è prossima al punto di non ritorno. Scende in Sicilia l'aspettativa di vita, che è di 81,8 anni con una media italiana di 83 anni. Il dato drammatico in Sicilia, ultima regione in Italia, riguarda il desolante 1,84 di infermieri e medici dipendenti ogni 1000 abitanti. Per il PNRR, dei 43 ospedali di comunità da attivare entro il 2026, non è stato dichiarato attivo nessuno e anche qui la Sicilia è maglia nera. Positivo solo il dato della realizzazione dei posti letto aggiuntivo di terapie intensive, con un più 60% contro la media italiana del 52%. Numeri che mostrano, spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, come principi fondanti di universalismo, equità e uguaglianza sono stati ormai traditi e che si sta sgretolando il diritto costituzionale alla tutela della salute, in particolare per le fasce socio-economiche più deboli. E a proposito di sanità, gli ispettori della Regione hanno bocciato la cardiochirurgia pediatrica del Civico di Palermo, dove, ricordiamo, ad aprile è morto un bambino di 8 anni dopo 3 interventi al cuore. Intanto il comitato dei genitori del centro di Taormina torna a temere il possibile trasferimento del reparto e chiede un nuovo incontro con il presidente Schifani. Sentiamo. Si abbatte la scure degli ispettori inviati dalla Regione alla cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale civico di Palermo. Nel reparto ad aprile morì a soli 8 anni Cristian Trapani dopo 3 interventi chirurgici. Una relazione che evidenzia molte criticità, dalla mancanza di un primario alla carenza di personale, di attrezzature, di materiale sanitario e la questione della sospetta non presenza dei medici milanesi nei casi prestabiliti. E poi i numeri assai distanti dagli standard di sicurezza delle almeno 250 procedure l'anno. Nel gioco delle inchieste sul reparto dopo procura e civico, l'esito di quella della Regione voluta dall'assessore Volo rischia di creare i presupposti per una frattura con il San Donato di Milano fino alla rescissione del contratto per l'appalto triennale da 8 milioni di euro per gestire il centro palermitano. Sul versante orientale dell'isola intanto si levano gli scudi dei genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina per un'ipotesi non gradita. Ci potrebbe essere la possibilità che il CCPM di Taormina venga spostato in altra struttura. Il comitato dei genitori ha lottato contro la paventata chiusura e adesso, con nelle mani al momento solo una proroga di attività fino a luglio 2025, trema l'idea che il centro possa cambiare casa. Per noi è fondamentale che rimanga a Taormina per mantenere la stessa funzionalità, le stesse caratteristiche e lo stesso grado di eccellenza che ha permesso di diventare veramente un centro eccezionale. Il comitato adesso chiede un incontro con il presidente della Regione Schifani, a cui, si legge in una nota, abbiamo dato piena fiducia affidandogli il mantenimento del centro e la vita dei nostri figli. Cambiamo argomento. A Palermo, secondo giorno di razionamento dell'acqua, quartieri a secco e numerosi disagi per i cittadini. Al momento non c'è una data per la fine del razionamento, si spera ovviamente nelle piogge autunnali. Sentiamo. Rubinetti a secco e disagi. Palermo fa i conti con il razionamento. Oggi un altro giorno di stop all'erogazione dell'acqua in alcuni quartieri del capoluogo. Un piano sperimentale per preservare l'acqua in vista dei prossimi mesi, con la speranza che ovviamente possa tornare a piovere. Abbiamo ancora risorse pari a circa 20 milioni di metri cubi che ci consente di utilizzare questo scenario almeno fino a gennaio 2025. Sicuramente ci possono essere delle modifiche se ci possono essere appunto questa mancanza di piogge, queste significative evaporazioni
per le alte temperature che si riscontrano in questo periodo, e quindi terremo in conto tutte quelle che sono eventualmente le variabili. Le prime ore di razionamento hanno già trasmesso dati positivi. Abbiamo visto che abbiamo immesso un volume di circa 4-5 mila metri cubi di acqua in meno rispetto al precedente, quindi significa che abbiamo limitato appunto l'uso di questa quantità di acqua, almeno dal prelievo degli invasi. Al momento non c'è una data al fine razionamento in attesa delle piogge autunnali. E parliamo anche di rifiuti. Catania più pulita è l'obiettivo dell'amministrazione Trantino per restituire decoro alla città coperta ancora di cenere e di rifiuti di vario genere. La nuova strategia presentata a Buongiorno Sicilia dall'assessore all'ecologia Pesce, che ha parlato anche di raccolta differenziata. Desiree Ferlito. Catania più pulita. È questa la missione dell'amministrazione Trantino per restituire decoro alla città, messa a dura prova da cenere e rifiuti. Catania più pulita passa dalla nuova strategia voluta dall'assessore all'ecologia Massimo Pesce, che l'ha illustrata a Buongiorno Sicilia. La fase sperimentale è già partita dall'Ottocentro, zona particolarmente frequentata dai pedoni. Abbiamo suddiviso un'area in 6 microaree, inglobando ovviamente un percorso prestabilito, prendendo a riferimento alcune piazze della città e concentrando in maniera diciamo più importante con un sistema misto che comporta un intervento manuale di spazzamento e un sistema meccanizzato. L'impegno dell'amministrazione comunale è rendere la città più vivibile. Sono già 5.000 le tonnellate di cenere lavica rimossa dai marciapiedi della città. Se i risultati di questa fase saranno quelli sperati, il piano sarà esteso agli altri quartieri cittadini. Non marginale in tema di pulizia la raccolta differenziata in città, tanto si è fatto per raggiungere il 33% di rifiuti differenziati, ma si lavora ancora per arrivare agli standard richiesti. Tra le strategie messe in atto dal Comune di Catania, lo ricordiamo, l'apertura di nuove isole ecologiche, una maggiore azione repressiva, oltre che, tema centrale, la collaborazione di tutti i cittadini. La collaborazione col cittadino è contestualmente anche un'azione repressiva per chi non si vuole adeguare a quelle che sono le regole. Possono certamente migliorare la raccolta differenziata in questa città, che poi, parliamoci chiaro, è l'elemento importante per poter consentire di poter pagare meno di Tari. Presentata da Cireale i colori del gusto, la rassegna enogastronomica in programma dall'11 al 20 ottobre. Show cooking e masterclass con la presenza di chef stellati, tra gli ospiti attesi anche Oscar Farinetti. Orazio Longo. Abbiamo scelto 40-50 stand di prodotti dell'agroalimentare siciliano e li stiamo facendo incontrare con i grandi chef attraverso gli show cooking con i nostri ristoratori accesi. L'enogastronomia siciliana si dà appuntamento ad Acireale nel Catanese dall'11 al 20 ottobre in Piazza Duomo per celebrare l'arte culinaria e le eccellenze vitivinicole. I colori del gusto e la rassegna promossa dal Comune con l'assessorato regionale al turismo e Smart Vinius, il progetto di innovazione sull'Agri-Food Tech, con la collaborazione dell'Europa, che vedrà la piazza acese trasformarsi in una grande cucina. Uno show cooking con la presenza di chef stellati e rinomati. Oscar Farinetti, che verrà appunto a dedicare qualche ora alla Sicilia. Sapete, lui è innamorato della Sicilia, dei prodotti siciliani, ha anche investito in Sicilia. In programma masterclass su vino, olio e birra, convegni sui grani antichi e sui prodotti del Made in Sicily, banchi di assaggio e degustazione di pane artigianale. E adesso il cinema, dopo giorni di polemiche, il film su Messina Denaro, Iddu, l'ultimo padrino, appunto arriva nelle sale cinematografiche. Ieri sera l'anteprima a Catania, dove erano presenti i registi siciliani e il protagonista Elio Germano. C'era per noi Eva Spampinato. Ma che lo stabilisce quali sono i buoni e quali sono i cattivi? Iddu, l'ultimo padrino, arriva finalmente al cinema dal 10 ottobre nelle sale italiane e il pubblico potrà dare il proprio giudizio sulla tanto discussa pellicola che narra un periodo della vita del boss di Castelvetrano. Il film nasce molti anni fa, nasce dallo studio dei pizzini di Matteo Messina Denaro, che erano già noti alcuni anni prima dell'arresto.
Ieri l'anteprima a Catania, dopo un lungo tour nelle principali città siciliane, alla presenza dei registi siciliani Antonio Piazza e Fabio Grassadonia. Il film parla di come un mondo ruota intorno a una figura. Questo mondo nel quale tragico e ridicolo sono inscindibili ed è un mondo con il quale ci troviamo oggi a confrontare comunque. Di quello che ti dico e che facciamo, vuole parlare con nudo. Il film isola alcuni episodi per affrontare quella che per noi è una pagina nera della storia non di Sicilia ma d'Italia, cioè una latitanza di un signore così ricercato che dura 30 anni. Allora lì è giusto farsi delle domande e noi ce le facciamo anche facendo entrare in modo strano da una porta laterale la commedia, cioè il grottesco, il ridicolo, perché il mondo intorno al latitante per noi è anche da dissacrare attraverso il ridicolo. Mio padre tante cose mi insegnò, ma essere speratoso, no. Lo strepitoso Elio Germano interpreta il super boss latitante che l'occhio dei registi e le carte della magistratura tratteggiano come un narcisista patologico manipolatore che citava poeti e filosofi. Il personaggio penso che si commenti da solo, insomma, non è che devo stare qua a giudicarlo io. Al fianco di Elio Germano, una grande maschera del cinema italiano, Toni Servillo, veste i panni di Catello, politico di lungo corso, realmente esistito, che dopo il carcere collaborerà con i servizi segreti per aiutare a catturare il boss. Io sono una vittima, io sono innocente. Sei morto, come il tuo amico Don Gaetano. Il film diventa un simbolo per parlare di altro, per parlare, come speriamo che faccia, il film di noi più che di una altra persona, cioè che ci faccia insomma specchiare anche un po' nei nostri atteggiamenti quotidiani, insomma. Il film è liberamente ispirato ai fatti accaduti, la colonna sonora è del cantautore siciliano Colapesce. Noi ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco con il calcio e con il Catania che va alla ricerca della terza vittoria consecutiva. A tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio con il Catania, reduce da 2 vittorie consecutive che cercherà sabato il tris con l'Altamura. Toscano potrebbe affidarsi ad una squadra vicina a quella vista nel secondo tempo di Caserta, ma per tutti i dettagli sentiamo Marco Carli. Insistere è quello che aveva chiesto Toscano prima della partita con la Casertana. La sua squadra ha obbedito. Il Catania è andato sotto, ha subito l'infortunio di Lunetta, ma ha insistito, rimontando e vincendo. Il tecnico chiederà di farlo anche adesso, prima della 9ª giornata e in vista della partita interna con il team Altamura. L'obiettivo evidente è quello di restare lì davanti. I rossazzurri hanno affrontato un avvio di campionato con le migliori della classe. Per esempio le 3 che occupano la vetta con un punto di vantaggio rispetto agli etnei sono già passate dal Massimino. Ora tocca ad avversari meno altolocati, ma non per questo il Catania può abbassare la guardia. Anzi, Toscano chiede sempre di aumentare il ritmo e l'ultimo quarto d'ora di Caserta in tal senso è esplicativo, perché il Catania ha cambiato nel finale il trend di un incontro bloccato con la forza dei suoi innesti. A proposito, con il team Altamura non si attendono enormi cambiamenti. De Rose deve ancora aspettare per il rientro, Lunetta è reduce dallo stop di Caserta. Possibile che Toscano riproponga la difesa vista dopo l'ingresso di Ierardi con l'ex Vicenza dunque, di Gennaro e Castellini. A centrocampo nessun rientro dunque e solite rotazioni davanti, magari con D'Andrea e Inglese dal primo. Troppo presto per parlare di scelte, mai presto secondo Toscano per continuare a crescere. Il Catania, reduce da 2 vittorie di fila, per dirla con il tecnico, vuole insistere. E niente di grave per Gabriel Lunetta, per l'esterno rossazzurro fermatosi a Caserta. La risonanza magnetica ha evidenziato solo affaticamento muscolare, quindi potrebbe già essere convocato nella prossima partita con l'Altamura. Noi con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito anche quest'oggi. A tutti voi un buon proseguimento di serata.